poco a poco. Un altro po' di volume. C'è il rumore della... Basta alzare la voce. Si sente? Sì? Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, noi siamo 4 rappresentanti. Sì, vabbè, stanno già al lavoro. Allora, noi, Sergio, Patrizia, Giovanna e Assuntina, rappresentiamo qui oggi il Circolo di Legambiente di Macomer. Intanto vi ringraziamo per l'accoglienza e siamo qui soprattutto per dimostrarvi la nostra felicità per come questa cittadina si organizza per la tutela dell'ambiente e soprattutto per la tutela di questo bellissimo parco. Un ringraziamento particolare va chiaramente ai ragazzi che per diversi anni appunto stanno dimostrando questa sensibilità molto particolare. L'abbiamo notata immediatamente al nostro arrivo con questi bellissimi disegni che in tutti i modi, sia con i colori che con i simboli e con le scritte, rappresentano proprio la vostra passione per il vostro territorio. E quindi proprio per questo siamo venuti venire qui proprio per ringraziarvi di questa partecipazione. Adesso insieme ai vostri insegnanti riuniti, non lo so se per classe o per gruppi, vediamo un po' come ci vogliamo organizzare, vogliamo aiutarvi a fare la raccolta differenziata. C'è effettivamente un poco rispetto a molti posti che frequentiamo. Qui abbiamo visto che tutto sommato c'è poco rifiuto rispetto anche all'ingresso della città dove si vive quotidianamente. Questo significa che un minimo di rispetto qui effettivamente si è capito e voluto. Quindi indipendentemente da quello che riusciamo a raccogliere facciamo comunque la raccolta differenziata. Cerchiamo di separare o per gruppi, rispetto, o per classe, non lo so come ci vogliamo organizzare, il tipo di rifiuto e mettiamo in ogni sacco o solo la carta, o solo la plastica, o solo le lattine o solo il vetro. Poi vediamo, cammin facendo, quello che effettivamente poi alla fine riusciamo a raccogliere, se è il caso di pesarlo, di vedere effettivamente quanti rifiuti differenziati questo parco riesce a produrre e se effettivamente poi c'è l'opportunità anche di riutilizzare ciò che noi raccogliamo. Perché tutto sommato nel rifiuto, che ne so, ha un centro di smaltimento per il vetro, che lo riutilizzerà sicuramente per fare altre cose. Oppure con la carta, se riusciamo a trovare una cartiera che riesca ad acquistare la carta o il cartone e quindi trarne un beneficio economico. Oppure con le lattine, se si riesce a trovare una società di smaltimento. E non devo più finalmente a ponte solo, se imbasto da rappettare, se imbasto da rappettare. Profondo, le targo presentato, finalmente a despertare, sabita che ti cadena, sabita che ti cadena. La vita che ti cadena, chi sta su non sapere, se singolo in ti antica, il venuto leggi nemico. Che se ne una inda.
tutu e ha